Professor Giorgio Vescovo, direttore del Dipartimento Area Medica 1 dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza. Che cos'è lo scompenso cardiaco? Lo scompenso cardiaco è una sindrome che in presenza di una malattia cardiaca dà una diminuzione della capacità di esercizio di una persona, dà congestione, dà diminuita perfusione degli organi vitali e dà anche spesso ritenzione di liquidi ed aritmie. Lo scompenso cardiaco si verifica soprattutto in pazienti che hanno un elevato rischio cardiovascolare, pazienti diabetici con ipertensione, ma soprattutto pazienti che hanno avuto sindromi coronariche acute, cioè un infarto miocardico, o pazienti che hanno avuto una rivascolarizzazione coronarica o che hanno una malattia valvolare cardiaca. Perché è sottovalutato? Lo scompenso è sottovalutato perché spesso nei pazienti anziani è asintomatico. Lo scompenso però porta a gravissimi danni d'organo e questi danni d'organo sono tanto più gravi quanto più episodi di decompensazione e di scompenso acuto avvengano. Viene attivata una spirale che porta a un peggioramento dei sintomi, a un peggioramento della qualità della vita e porta a un maggior numero di ospedalizzazioni. Questo è naturalmente un prezzo che pagano i pazienti, ma che paga anche il sistema sanitario nazionale in termini di costi. Come si prevengono gli episodi acuti? Lo scompenso va prevenuto trattando i fattori di rischio, quindi trattando l'ipertensione, trattando le dislipidemie, trattando bene i pazienti con coronaropatia e trattando i pazienti in cui una diagnosi di scompenso è stata fatta seguendo le linee guida internazionali che prevedono l'uso di diuretici, di beta bloccanti, di sartanici e di ACE inibitori. In più c'è il problema dello scompenso acuto che viene trattato in maniera diversa anche con molecole nuove che stanno apparendo all'orizzonte. Qual è il contributo del suo centro alla cura dello scompenso acuto? Nella nostra medicina, che è organizzata per livelli di intensità di cure, quindi con letti monitorati, noi ricoveriamo circa 800 scompensi l'anno, la maggioranza scompensi acuti. Siamo particolarmente interessati alla ricerca clinica e da questo punto di vista partecipiamo a trials internazionali e proprio in questi giorni stiamo studiando un nuovissimo farmaco con grandi promesse che è la serelaxina. Lo stiamo confrontando con lo standard of care, quindi con il miglior trattamento attualmente disponibile, per vedere se è in grado di migliorare i sintomi e la sopravvivenza in questi pazienti con scompenso cardiaco acuto. Grazie professore.